Ciao ragazzi! Ciao! Oggi siamo sul gruppo del Catenaccio e più precisamente al rifugio Passo Sant'Er, che è quello dietro di noi. Siamo risaliti per la Valle del Violet, siamo partiti da una piccola frazione sopra Pera di Fassa, una frazione che si chiama Muncion, e da lì abbiamo praticamente battuto tutti i tradizionali, classici rifugi del Catinaccio, Gardeccia, Stella Alpina, poi Preuss, Violet, Re Alberto, e siamo giunti al rifugio Passo Sant'Er. Itinerario bellissimo, Meraviglioso. ve lo raccontiamo un po' meglio dopo per fare un punto un po' su com'è andata. Prima, come sempre, vi facciamo vedere da dove siamo partiti e ovviamente tutto l'itinerario fin qua. Quindi continuate a vedere il video. Ciao! Ciao! Ragazzi, il nostro punto di partenza è Muncion, che è una piccola frazione sopra Pera di Fassa che sta giusto qua sotto. C'è questo parcheggio prevalentemente destinato ai residenti, ci sono giusto 2 o 3 posti per i non residenti, noi abbiamo parcheggiato qui e ora ci incammineremo in su questa stradina in direzione del rifugio Gardeccia. Ciao! Wow, c'è il paesaggio è meraviglioso, questi colori di una bellezza irreale. Bellissima, eh? Splendida, veramente bello. Sono bellissimi i larici, cioè con questi aghetti sembrano quasi tutti belli soffici, poi il colore è meraviglioso. Sono molto belli quelli soprattutto che non hanno abeti intorno, magari che hanno mantenuto veramente tutti gli Sono belli aghi. rigogliosi, stupendi. Ed eccoci arrivati al rifugio Gardeccia, che era il nostro primo obiettivo. Primo rifugio di giornata? Sì, raggiunto. Questa conca è meravigliosa, tra abeti, larici, poi questi prati già dorati. Bellissimo, veramente, impressionante.
Ragazzi, qui a fianco al rifugio Gardeccia abbiamo subito qui il rifugio Sella Alpina, meraviglioso, con il catenaccio sullo sfondo. È una vallata veramente impressionante questa qua, questa conca. Qua abbiamo le indicazioni per tutte le altre mete che si possono raggiungere da qui. Il nostro prossimo obiettivo sarà il rifugio Violet, che dovrebbero essere circa 45 minuti dal rifugio Gardeccia, andando su per di là. Adesso si sale sul serio, Facciamo un velocissimo punto, ragazzi. Stiamo risalendo la Valle del Violet, siamo partiti da Munchon. Da Munchon fino a dove siamo ora, ovvero a un quarto d'ora circa, dai rifugi Preuss e Violet, che stanno lassù, fino a qui la salita è stata con pendenze moderate. Occhio e croce tra il 6 e il 12% prevalentemente. Prima strada asfaltata, poi strada bianca, si è saliti molto comodamente. Da qua in poi, quindi da un po' prima dei rifugi Preuss e Violet, comincia a tirare di più, comincia a essere una mulattiera con dei massi, nella forma un pochino più di sentiero, sempre comoda, ma la pendenza aumenta un pochino. Quindi procediamo. Ragazzi, abbiamo abbandonato il bosco di abeti larici e stiamo andando verso scenari di medio-alta montagna per quanto riguarda le Dolomiti. Nella salita si è sempre accompagnati da un suono di questo ruscello che scende, meraviglioso. Ed eccoci qua, arrivati al rifugio Preuss e il rifugio Violet. Il rifugio Violet è qua. Balconata meravigliosa, adesso andremo a vederla.
Ragazzi, siamo a Rifugio Prois, questa è la sua terrazza panoramica, ora è sgombra anche da tavoli, ovviamente è chiuso, siamo fuori stagione. Dietro di me c'è anche il Rifugio Violet, anche quello ovviamente chiuso. Ora cominceremo la salita verso il Rifugio Realberto e poi il Rifugio Passo Santner. La salita è esattamente quella che si vede lì dietro con i tornantini. Sono inizialmente dei tornanti di medio-varia ripidezza e poi andando più su ci saranno dei brevi tratti attrezzati anche per arrivare appunto alla famosa conca dove stanno appunto le famose torri del Violet. Ragazzi, siamo arrivati ad uno dei bivi più famosi e forse tra i più amati per quelli che frequentano la zona del Catinaccio della Val di Fassa, ovvero questo qua. Alla mia destra, di qua andando dritti, si sale al Passo Principe, dove c'è appunto il Rifugio Passo Principe. Alla mia sinistra, di qua, si sale invece al Passo Santner, dove c'è appunto il Rifugio Passo Santner. Qui più sopra c'è una targhetta piccola, non so se si vede, comunque è indicato. Questo è un sentiero per escursionisti esperti, fino appunto al Rifugio Realberto, dopo da lì al Santner è molto facile in realtà, mentre per il Passo Principe è un sentiero di difficoltà escursionistica. Noi ora, questa volta, andremo su appunto verso il Rifugio Realberto. Ragazzi, dopo le parti attrezzate ci sono ancora delle roccette da superare per arrivare appunto alla conca del Rifugio Realberto. Le parti non attrezzate dove si vedono i bollini rossi non sono necessariamente di difficoltà inferiore rispetto a quelle attrezzate, magari sono un filino meno esposte, però richiedono estrema attenzione perché gli appoggi sui piedi spesso sono levigati, sono unti dal molto passaggio. Inoltre bisogna stare attenti con l'equilibrio, per cui estrema attenzione qua.
Ragazzi, ed eccolo lì il rifugio. Finalmente siamo arrivati. Eccoci qua. Siamo arrivati! Eh sì. Rifugio Re Alberto e finalmente con le torri del Violet nella loro visuale più tipica, meravigliose. Spettacolo. Splendide. E questo è il vallone alla conca che adesso faremo per salire al rifugio Passo Santner. Vediamo se si vede. Vediamo un po'. Si vede? Si vede? Eccolo La là! punta del tetto. Sì, si vede un pochino del tetto. Eccolo lì. Che vista qua! Pazzesca. Verso le torri del Violet, meravigliose. Anche qua, caspita. Vediamo, guardate che roba! Wow. E qua infatti c'è questa vallata stupenda. Ma questa conca è piccolina per i frequentatori di ambienti dolomitici, ma è un gioiello assoluto, meraviglioso davvero. Si vede anche innevata la Marmolada. Eccoci qua, arrivati al rifugio. Sì!
Ragazzi, un velocissimo punto sull'itinerario. Dunque, l'itinerario che risale la Valle del Violet fino a Passo Santner, al rifugio Passo Santner, a prescindere da dove partiate, da Munchon, da Rifugio Ciampedie o da altri punti di partenza, in ogni caso ha generalmente una difficoltà per buona parte escursionistica. Tuttavia, il tratto che dai rifugi Preuss e Violet sale al rifugio Alberto è comunque un sentiero per escursionisti esperti e ha sostanzialmente 3 tratti attrezzati. Il consiglio e la raccomandazione è di percorrerli con attrezzatura comunque da ferrata, caschetto e guanti. Le insidie sono caduta sassi da chi vi precede in ferrata o comunque nei tratti attrezzati, scivolate, perché comunque i passaggi su rocce, che siano spigolosi o che siano placche, sono unti dal molto passaggio, comunque perdite di equilibrio possibili anche per il fatto che ci possono essere molti incroci, e sebbene hanno organizzato molto bene anche diverse asole doppie per versi di salita e discesa, perfetto, però comunque ci sono anche tratti non attrezzati con parti di appigli aguzzi anche però già un po' arrotondati, scivolosi, dove è possibile perdere equilibrio, comunque sbilanciarsi, per cui estrema attenzione. Occorre dell'esperienza comunque per salire fin su qua, e la raccomandazione è di avere comunque kit da ferrata, casco e guanti. Ed eccoci ritornati ai rifugi Violet e Preuss, e niente, adesso da qui poi insomma la discesa è molto più tranquilla. Un po' mi sa che becchiamo anche il tramonto, magari non vediamo direttamente il sole, ma vedremo il versante opposto, è bello illuminato, infatti là in fondo è già tutto bello riscaldato. Ragazzi, anche per questa volta siamo giunti al termine. Speriamo che questo itinerario per il Passo Santner attraverso la Valle del Violet vi sia piaciuto. Se sì, magari metteteci un mi piace e iscrivetevi al nostro canale se non lo siete già. Noi vi diamo ora appuntamento al nostro prossimo video insieme a noi. Ciao, buona montagna!